Siamo con Maria Camilla Bianchini d'Alberigo, presidente regionale FAI del Veneto. Ci spiega che cosa fa il FAI? La fondazione che è nata nel 1975 e quindi da ben 37 anni, se non faccio male il conto, si occupa della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio nazionale, sia di valore artistico-storico sia di valore paesaggistico. E quindi sono 37 anni che il Fondo Ambiente Italiano, FAI appunto, lavora, tra virgolette, direi, tutto ciò e anche direi con successo e molto concretamente. Quali sono le attività del FAI? Le attività del FAI come diciamo in campo nazionale sono quelle che ho appena detto, e cioè quelle della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio nazionale. Direi che poi come attività più precise, se vogliamo, o seppure derivanti diciamo dalla missione che si è dato il FAI proprio nel suo statuto, c'è quello della diffusione della cultura, intesa come diffusione della conoscenza, perché come noi diciamo in un nostro vecchio slogan, chi non conosce non ama e chi non ama non difende, in un certo senso, quindi detto molto sinteticamente. E quindi la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione delle coscienze dei cittadini è uno degli scopi, diciamo, fa parte della missione del FAI. Ecco, e questo FAI in tutta Italia attraverso le delegazioni. Le delegazioni che sono formate da volontari che operano sul territorio, diciamo, che compete a loro. Siamo in 114 delegazioni in tutta Italia, siamo tutti appunto volontari e ogni delegazione diciamo, segue quello che è, come dicevo prima, la missione del FAI, quindi opera in questo senso. Quali sono le proprietà FAI nel Veneto? Nel Veneto abbiamo due proprietà. Villa dei Vescovi in provincia di Padova nel comune di Torreglia, sui Colli Euganei. È una bellissima villa costruita negli anni 30 del Cinquecento su progetto del Falconetto, su cui poi hanno messo mano lo Scamozzi, Giulio Romano, ci sono state anche delle piccole modifiche. Intorno l'ambiente per fortuna è molto ben conservato, la villa poi contiene un bellissimo ciclo di affreschi di Sustris e quindi siamo nella villa, dicevo, anni 30-500, con Sustris arriviamo intorno al 600, fine 600-700 e questa è una proprietà che è arrivata al FAI attraverso una donazione della vedova del proprietario e del figlio, appunto vedova e figlio del proprietario, in ricordo appunto del marito che era Vittorio Olcese. E tra l'altro questo è uno dei modi per acquisire dei beni da parte del FAI, cioè una donazione, i lasciti testamentari, comodati con regione, Stato, convenzioni. Arriviamo alla convenzione. Ecco, il negozio Olivetti, dove adesso noi ci troviamo, è arrivato al FAI da parte delle assicurazioni generali, che ne sono tuttora proprietarie, che hanno finanziato il restauro e siamo molto riconoscenti di questo. Dopo 10 anni del lavoro della delegazione di Venezia, che ha battuto ai fianchi, forse non è proprio questa la frase, ma insomma si capisce, le assicurazioni generali per ottenere in concessione, cosa che appunto è avvenuta l'anno scorso, cioè 2 anni fa, e il negozio Olivetti appunto qui in Piazza San Marco, che adesso è in concessione gratuita al FAI, che però ha l'obbligo naturalmente e giustamente di conservarlo e di aprirlo al pubblico, come fa con tutti i beni di proprietà. Stiamo lavorando a Verona e c'è stato già una piccola convenzione, un accordo così con il Comune di Verona per il Lazzaretto di Verona, che si trova in un'ansa dell'Adige e quindi sono i resti del Lazzaretto, non c'è quasi più niente, ma dov'era il Lazzaretto, ma è una zona di grande interesse paesaggistico che potrebbe diventare un parco protetto, quindi in questo stiamo lavorando. Luoghi del cuore, di che cosa si tratta?
I Luoghi del Cuore è una bella iniziativa del FAI, beh, sono tutte belle, ma comunque i Luoghi del Cuore è nato circa 8 anni fa, prima era biennale, adesso quest'anno siamo alla quinta edizione e si tratta di proporre ai cittadini di individuare un luogo, un loro luogo del cuore e quindi di segnalare, ecco ancora meglio, segnalare un luogo del cuore intendendo un luogo nella loro città, nel loro paese, nelle loro campagne, a cui siano in qualche modo affezionati, che abbia bisogno chiaramente di essere restaurato, e questa è un'iniziativa del FAI nazionale. E quindi è una raccolta di firme che inizia in maggio e finisce in ottobre. Abbiamo come partner Banca Intesa, che in questi anni ha dato sempre una certa cifra che certamente non sarebbe mai, come posso dire, non si riuscirebbe mai con quella cifra, non sarebbe mai la cifra per restaurare, che so io, una grande cosa, però è un segnale di Banca Intesa che ci ha sempre accompagnato in questo, e effettivamente in questi anni c'è naturalmente alla fine una graduatoria. L'anno scorso, se non sbaglio, hanno votato circa 450.000, abbiamo raccolto circa 450.000 firme, e c'è una graduatoria naturalmente. I primi 3 hanno una cifra già di base che dà appunto Banca Intesa, però siamo sempre riusciti in qualche modo a restaurare anche magari il 10° in graduatoria, perché c'era il sindaco di quella piccola città, dei privati che venivano sensibilizzati da questo numero enorme di firme di persone che appunto si desidererebbero che quel luogo, e qui si danno da fare perché quel luogo venga restaurato, e quindi siamo riusciti a fare molto attraverso i Luoghi del Cuore. Come si può sostenere il FAI? Beh, naturalmente io sono qua e sono molto felice e ringrazio naturalmente l'assessorato al turismo con l'iscrizione. Iscriversi al FAI vuol dire non solo chiaramente dare una quota annuale che assicuro non è, perché sono 39 euro, quindi non credo che, ecco, ma non è solo tanto il fatto della quota, che sicuramente è lo zoccolo duro, questo è lo zoccolo duro del patrimonio del FAI, perché più iscritti abbiamo e più chiaramente liquidità c'è e più possibilità abbiamo. Dunque, quindi iscriversi, e dicevo, non è solo il fatto del versamento della quota, è che versando una quota e quindi essendo un iscritto al FAI, a parte qualche piccolo beneficio che certamente, come in tutte le associazioni, c'è, è il fatto di sentirsi partecipi di quello che il FAI fa, cioè è un modo di contribuire a tutto quello che fa il FAI, che è la luce del giorno, che tutti possono vedere, che tutti possono. Ultimamente poi diciamo che questo aiuto, questo sostegno che ci può dare l'iscritto, che non occorre nemmeno che si iscriva, ma magari dando ogni tanto, che so io, un piccolo contributo, è sempre bene accetto, pensando magari in un futuro anche di così destinare al FAI una piccola cifra, una cifra al momento di fare un testamento, eccetera. Ecco, questo è un modo di sentirsi partecipi, di sentirsi di fare qualche cosa, seppure anche dando, ripeto, non grandi cifre, ma di essere, di accompagnare e di sostenere e di essere anche attori, ecco, diciamo così, di una attività che viene fatta con molta serietà, con grande trasparenza. Sappiamo che perfino Napolitano, il nostro presidente, ha fatto un discorso di grande elogio al FAI, trasmesso per televisione. Insomma, direi che siamo conosciuti, ma non è quello tanto che ci interessa. Ci interesserebbe avere sempre più partecipanti alla nostra azione. Ecco.